Eccoci, buongiorno, ben ritrovati. Come promesso vi diamo tutte le informazioni sulla nuova campagna fiscale che aprirà a metà aprile per poter arrivare pronti e ovviamente con tutti i documenti in ordine. Come ogni anno ci sono delle novità, abbiamo qui con noi degli esperti che ci aiuteranno in qualche modo a districarsi, no? In questo labirinto di novità fiscali. Partiamo, ve li presento. Abbiamo Monica Giomo con noi che è amministratrice delegata CAF Veneto SRL. Buongiorno. Buongiorno Monica, buongiorno. Poi abbiamo la nostra Giuliana Maffei, responsabile fiscale provinciale di Treviso, buongiorno. In collegamento e grazie per essere con noi Sara Franchetto, responsabile fiscale provinciale di Treviso, sempre CAF CGIL, buongiorno. Buongiorno a tutti. Eccoci Sara, buongiorno. Allora Monica, io partirei subito da lei perché le cose da dire sono tante. Abbiamo anche la possibilità ovviamente di far intervenire le persone, quindi abbiamo anche, come dire, la possibilità di rispondere in diretta alle domande di chi ci segue. Parte la nuova campagna fiscale. A livello generico, quali sono le novità? Diciamo, è una campagna più semplice per i nostri contribuenti? Ci sono più opportunità? Ma allora sì, come hai anticipato, a metà aprile partiamo con questo lungo periodo che ci vedrà impegnati fino a fine settembre, perché la scadenza ordinaria per la compilazione del modello 730 è il 30 di settembre e accanto alla presentazione del modello 730, che ormai abbiamo imparato a conoscere, andremo a gestire anche le dichiarazioni chiamate modello redditi persone fisiche, che è sostanzialmente un'altra tipologia di modulistica che consente di poter inserire alcune tipologie di redditi che non trovano spazio ancora all'interno del modello 730. Diciamo che siamo in procinto di attendere le ultime disposizioni da parte dell'Agenzia Entrate, perché naturalmente le novità ogni anno ce le aspettiamo, ogni anno confidiamo siano un pochino meno e a volte anche meno impattanti chiaramente per le persone, però anche quest'anno ce ne sono e quindi poi Giuliana nel merito entrerà e darà un po' il quadro generale. Diciamo che la cosa per noi importante è quella di ricordare sempre che fare la dichiarazione 730 può risultare un'opportunità e a volte la si vede sempre come quell'adempimento che diciamo, chi è abituato a farla perché ha degli oneri pluriennali, ossia che nel corso degli anni tu porti avanti, che può essere il mutuo sulla prima casa, piuttosto hai fatto dei lavori di ristrutturazione, sei abituata a farla perché di fatto godi di quella piccola o grande cifra che tramite la busta paga o rata di pensione tu riesci a portare a casa. Le persone che magari hanno solo un trattamento di lavoro nel corso dell'anno precedente, perché ricordiamo, guardiamo sempre all'anno precedente, quindi anno 2023 in questo caso, rispetto all'anno di compilazione che è il 24. Magari uno sa che ha percepito nel corso dei 12 mesi o anche solo magari per una parte inferiore d'anno un rapporto di lavoro, vedi anche i ragazzi magari che fanno dei lavoretti saltuari, uno dice ho solo quello, vabbè non faccio niente, non ho fatto delle spese durante il corso dell'anno 2023, non serve che faccio nulla. No, ricordate che è sempre opportuno controllare quella certificazione perché magari avrete delle sorprese piacevoli, naturalmente, il più delle volte, poi a volte può succedere anche il contrario, nel senso che la certificazione che il datore di lavoro ha predisposto non è stata fatta proprio perfettamente e quindi ci si debba anche mettere in regola con il fisco perché si devono andare a restituire delle piccole somme. Però magari in tante situazioni chi ha solo quella certificazione magari non gli è stato applicato correttamente il trattamento integrativo, una detrazione e la può portare a casa attraverso il 730, quindi per quello dico il servizio noi di fatto, volevo dire, nel momento in cui controlliamo la documentazione in prima battuta comunque è gratuito, dico sempre è opportuno passare presso una delle nostre sedi per appurare se c'è questa diciamo cosa positiva insomma da poter approfittare. Dobbiamo poi immaginare che possiate essere dei punti di riferimento, no? Visto che la materia della contribuzione è una materia molto complessa, molto ampia e quindi poter avere, come dire, degli alleati in questo senso sicuramente gioca a nostro favore. Allora Giuliana, entriamo un po' nel quadro delle novità di questo 730, che cosa ci può raccontare?
Beh, una delle novità più importanti, diciamo, per quest'anno, per questa campagna, noi la chiamiamo campagna fiscale, cioè perché, come diceva Monica, che adesso avrà l'avvio ad aprile, riguarda la platea dei soggetti che possono usufruire di questa dichiarazione. C'è una variazione ma allo stesso tempo un allargamento. Cosa vuol dire? Che noi abbiamo due modalità per presentare il modello 730, che è la modalità con sostituto. Cosa vuol dire? Che ho un datore di lavoro, e una modalità del 730 senza sostituto. Ok, vuol dire che io non ho un sostituto d'imposta che può effettuare il conguaglio. Apriamo una parentesi: differenza modello redditi 730 è che col modello redditi, se ho un credito mi verrà riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate, se ho un debito lo pago col modello F24, invece col 730 in teoria dovrebbe andare tutto dal sostituto d'imposta o l'ente pensionistico. Da alcuni anni c'è la possibilità di gestire anche quei 730 senza sostituto, ok? Quindi qual è la novità? La novità è che da quest'anno anche i soggetti con sostituto possono presentare un modello 730 senza sostituto. Ci sono molti casi di soggetti con sostituto che potrebbero avere la necessità di utilizzare questo mezzo. Prima dovevano necessariamente presentare un modello redditi, i tempi sono molto più lunghi. Un esempio, pensione estera. Io ho un pensionato con una pensione italiana molto bassa e una pensione estera. Si va a pagare di solito, perché non sono tassate all'estero queste pensioni, si va a pagare delle imposte su questa pensione estera e non ho la capienza con la mia pensione, ok? E quindi prima erano obbligati a presentare un modello redditi. Da quest'anno anche per questi soggetti è possibile presentare un 730 senza sostituto. Un altro caso molto molto frequente è il caso dei soggetti che lavorano da piccole imprese individuali, che può essere il parrucchiere, il barista, il carrozziere, che è molto più frequente di quello che uno si immagini, carrozziere, meccanico. Soprattutto nel nostro territorio. Bravissima. Per cui il sostituto, quindi il datore di lavoro, non ha capienza. Cosa vuol dire? Se io ho un credito, non so, ho fatto lavori sulla casa, poi magari Sara, che è specializzata su queste cose, occupiamo, esatto, ci anche dirà. perché quest'anno ne abbiamo fatti tanti diversi, no? Con i vari bonus. Okay. Allora, io ho fatto un lavoro particolare sulla casa e quindi mi spetta una detrazione di 2.000 euro. Potrebbe essere anche meno, comunque faccio un esempio così. Sì. E il mio sostituto di imposta, io lavoro da una parrucchiera, sono l'unica dipendente. Magari non ho neanche, faccio 32 ore alla settimana, un esempio così. Il mio sostituto, quindi il mio datore di lavoro, non è che mi dà dei soldi così, mi dà una parte delle imposte che dovrebbe versare per me. Sì. Se siamo in pochi o se sono unica, le mie imposte potrebbero non coprire il credito che mi spetta e quindi in questi casi qua non riescono ad avere il credito che gli spetta. Okay? E dovrebbero fare un modello redditi, solo che col modello redditi la tempistica potrebbe essere dai 2 ai 3 anni. Quindi da quest'anno questi soggetti possono presentare, pur in presenza di un sostituto di imposta, un 730 senza sostituto. Le tempistiche sono leggermente più lunghe, perché il tempo che ha questo viene conguagliato dall'Agenzia delle Entrate. Quando noi facciamo il 730 a questi soggetti, gli diamo un foglio da consegnare all'Agenzia delle Entrate, oppure adesso, visto che lo SPID ce l'hanno tutti, possono accedere nella loro sezione personale all'interno del sito dell'Agenzia, nel proprio cassetto fiscale, e inserire i dati dell'IBAN. E gli sarà riconosciuto questo credito direttamente nell'IBAN che hanno indicato. Allora, il tempo che ha l'Agenzia delle Entrate è dalla scadenza, che è il 30 settembre, a 6 mesi. Di solito entro marzo, ma iniziano già a Natale a conguagliare queste posizioni. Invece un senza sostituto a debito, il caso che dicevo prima del possibile pensionato con la pensione estera, appunto non viene conguagliato, non gli trattengono dalla pensione, ma dovrà andare in posta in banca col modello F24 che noi gli produciamo
e fare il pagamento in autonomia. Allora, senta Giuliana, io chiedo alla regia di inquadrare questa slide che ovviamente voi trovate nel sito. Monica, ci dice il sito? cgltreviso.it, sezione del CAF. Ecco, quindi ce l'avete, ecco, non abbiate fretta magari di segnarvi, ve la faccio vedere perché è quella che troverete, quindi la potete riconoscere. Qui c'è l'elenco dei documenti necessari per la dichiarazione dei redditi 7 e 30. Allora, a parte i documenti classici legati alla propria identità, codice fiscale, Giuliana, quali sono, ci dice 2 o 3 spese che magari le persone non ricordano di poter detrarre e che sono contenute all'interno di questo documento? Cioè attenzione, perché come diceva appunto Monica, la propria dichiarazione di redditi è un'opportunità e all'interno di questo fascicolo sono anche raccontate quali opportunità. Sì, là c'è tutta una serie di spese, diciamo che anche se è tanta roba non è tutto quello che si può. Non è esaustivo. Non è esaustivo. Per esempio io leggo le spese funebri, attenzione. Sì, le spese funebri sono detraibili. Assolutamente sì, mentre fino a qualche anno fa c'erano dei limiti, adesso le posso detrarre per chiunque. C'è un limite fino ai 1500 e rotti, vabbè adesso 1540 o 50 e è una bella spesa, ok? Poi ci sono le spese di agenzia immobiliare. Sì, l'agenzia immobiliare, posso detrarmi questa spesa fino a un limite di 1000 euro quando acquisto una casa e mi affianco un'agenzia immobiliare. Diciamo che le spese comunque, quelle collegate alla casa, di solito il cittadino sa di potersele detrarre perché sono spese molto onerose e quindi prima di affrontare la spesa a volte ci contattano comunque, ad esempio quando acquistano una casa piuttosto che fanno ristrutturazioni o spese per risparmio energetico importanti, lo sanno già che possono detrarsi. Spesso però il cittadino si perde delle spese minori che poi messe insieme magari mi fanno un bel gruzzoletto. Di solito sono le spese per i figli. A volte ci sono dei soggetti che non sanno che possono detrarsi le spese per i figli. Le spese per i figli vanno dall'asilo nido, che si possono detrarre fino a 632 euro, solo i genitori, questo tipo di spesa qua. Ci sono le spese per l'istruzione che va dalla scuola materna, primo ciclo, secondo ciclo, anche là si può detrarsi delle spese fino a un totale di 800 euro. Le spese universitarie, quelle sono un onere importante. Là se sono spese statali non c'è pubbliche, università pubbliche, non ci sono limiti di spesa. Se sono invece università private, là ci sono delle tabelle che ogni anno vengono pubblicate con dei limiti che variano in base alla, come si dice, al tipo di facoltà che viene frequentata, medica, scientifica e quant'altro. E poi c'è un'altra spesa importante, sempre collegata alle spese universitarie, è quella relativa ai canoni per gli alloggi degli studenti. Di locazione dunque degli studenti. Sì, che si può detrarsi una spesa fino a 2600 Poi attenzione, euro. Ci sono anche i trasporti, se non sbaglio. Sì, ci sono anche i trasporti, quello può detrarselo chiunque. E sono spese comunque importanti perché se uno si reca al lavoro con i mezzi pubblici può detrarsi anche questa spesa. L'importante è da alcuni anni la tracciabilità di queste spese, perché a volte il cittadino arriva all'appuntamento fissato e ha solo le fatture. Un conto è sulla fattura o la ricevuta, il documento di spesa, se è specificata la modalità di pagamento, pagato con POS, carta di credito o quant'altro, deve essere tutti mezzi tracciabili con contanti. Quindi queste con spese contanti non sono detraibili. Anche le spese mediche rispettano questa modalità di pagamento. Se non è riportata nella fattura piuttosto che nel documento di spesa la modalità di pagamento, deve esserci la strisciata del POS piuttosto che la carta di credito o il bonifico. Un'altra modalità che sta prendendo piede di pagamento, soprattutto per spese mediche importanti, dispositivi medici importanti, sono i finanziamenti.
Allora, per i finanziamenti bisogna che esibiscano tutti i documenti prodotti dalla quindi il contratto, il bonifico che è stato fatto dalla finanziaria verso che sia il dentista o piuttosto il medico che ha effettuato la spesa, però sono cose che vengono controllate. Tracciabilità totale. Bravissima, Tracciabilità è importante. totale. Andiamo da Sara, perché sono tante le persone che lo scorso anno hanno acquistato una casa, il mercato immobiliare si è risollevato e poi ci sono stati anche i vari bonus che hanno consentito di mettere mano alla propria casa. Allora, Sara, quali sono le novità e le detrazioni di cui si può godere se si è acquistato una casa nel 2023? Allora, se il cittadino ha acquistato una casa nel 2023, nel 730 di quest'anno potrà trovarsi, a seconda delle casistiche, a godere di almeno 2 detrazioni che sono diciamo ormai andate in vigore, e sono quelle per il mutuo dell'acquisto dell'abitazione da adibire ad abitazione principale, piuttosto, come dicevate prima, dell'intermediazione immobiliare. Quindi sostanzialmente, se sono andato dal notaio, ho comprato un immobile che diventerà o che è diventata la mia abitazione principale e magari contestualmente ho sottoscritto il mutuo per l'acquisto, nel 730 2024 potrò detrarre gli interessi che ovviamente ho sostenuto durante l'anno per andare a rifondere il mutuo, piuttosto che ad esempio la fattura del notaio per la stipula del mutuo o le eventuali oneri accessori collegati al mutuo, che possono essere l'imposta sostitutiva che ho versato alla banca per l'erogazione del mutuo, piuttosto che alcune ricognizioni che sono state fatte precedentemente alla stipula del mutuo per fare una valutazione prima di andare ovviamente a rogito. Se poi il cittadino si è avvalso di un'agenzia ovviamente per trovare l'immobile che ha comprato, può, come diceva prima Giuliana, portare in detrazione la spesa fino a un massimo di 1.000 euro. Ora, al fine del mutuo, una cosa molto importante è che ci sono anche delle tempistiche che io devo rispettare per poter detrarmi la spesa. Quindi il mutuo deve essere sottoscritto o un anno prima o entro un anno dal rogito della compravendita, e la residenza nell'immobile deve essere spostata, salvo alcune eccezioni, entro un anno dall'acquisto. Se non vengono rispettati questi termini o comunque non si decade in quelle che sono le eccezioni che prevede la norma, il mutuo purtroppo non sarà detraibile. Questo lo voglio sottolineare perché tante volte le persone vanno dal notaio, comprano l'immobile con le agevolazioni prima casa e quindi il notaio dice loro che devono spostare la residenza entro 18 mesi perché questi sono i termini per le agevolazioni prima casa. Purtroppo a questi termini non corrispondono con i termini invece previsti per la detrazione fiscale. Quindi diciamo, invitiamo tutti i cittadini che hanno comprato casa l'anno scorso e che sono ancora in tempo o per quelli che quest'anno pensano di comprarla, ok, di tener conto che i due benefici hanno scadenze diverse. Poi fortunatamente, come diceva prima Giuliana, le persone, soprattutto quando devono comprare casa, ormai hanno imparato che prima di diciamo, avvicinarsi a questi impegni finanziari importanti, vengono anche presso i nostri uffici per chiedere cosa possono detrarre, come devono fare per non perdere la detrazione. Però, ripeto, è bene sempre sottolineare questa cosa qui, anche perché prima le persone spostano la residenza dentro questo immobile e prima smetteranno di pagare l'IMU
sull'immobile che hanno acquistato, quindi Esatto. c'è il doppio vantaggio. Attenzione, quindi 18 mesi, no? Vedevo Monica annuire. Ricordiamo, Monica, tra l'altro, che le prenotazioni sono già aperte, no? Perché abbiamo parlato di come dire, inizio di campagna fiscale e poi anche, tra poco parleremo anche di aggiornamento dell'ISEE e di presentazione della domanda dell'ISEE, ma insomma i vostri canali sono attivi e si può prenotare attraverso diverse piattaforme, no? Ricordiamo questo passaggio. Certo, assolutamente. Allora diciamo che chi è abituato a presentare la dichiarazione tramite il nostro centro di assistenza fiscale, noi spediremo a brevissimo un messaggio facendo la consueta prenotazione dell'appuntamento, però abbiamo già tante persone che in autonomia chiaramente hanno già chiamato anche da inizio anno e tranquillamente hanno anche possibilità di scegliere il giorno e l'ora. Naturalmente una delle nostre sedi lo possono fare o chiamando al 4091 tasto 2, che è appunto il numero telefonico, oppure anche inviandoci una mail, così noi provvediamo senza disturbare magari se la persona è anche al lavoro, oppure abbiamo il contatto WhatsApp. Insomma, i mezzi sono molteplici, li trovate comunque tutti all'interno della pagina del sito e sono insomma a disposizione. Ma conviene prendersi per tempo, no? Sì, proprio se si vuole avere, sì, certo, eccolo qua il sito, intanto lo facciamo vedere, certo. Chiedo alla regia, lo facciamo vedere, qui ci sono tutti i riferimenti, sì, certo. E ecco, lo vedete, no? Dichiarazione certo. di redditi, ISEE, tra poco con Giuliana parleremo di ISEE, ma volevo tornare un attimo da Sara, perché oltre all'acquisto della casa poi ci sono stati diversi bonus, no? Di cui si è usufruito, dal bonus facciate al bonus mobili, anche qui ci sono delle novità? Allora, per quanto riguarda i bonus edilizi, diciamo che sono sempre una parte del 730 o comunque della dichiarazione dei redditi in generale, che nel corso degli anni hanno subito diverse variazioni e anche diversi travagli, soprattutto se parliamo del super bonus, che ormai dal 2020 sì, si è affacciato sulla dichiarazione dei redditi, creando non pochi problemi per tutta una serie di casistiche, di maneggiamenti di varia natura. Sara, mi perdoni Sara, la blocco un attimo perché vedo che c'è una telefonata, non vorrei far attendere chi ci sta chiamando. Poi sui travagli del super bonus ci torniamo tra pochissimo. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno. Prego, buongiorno, la sentiamo. Chiedo scusa, sono rientrata nel momento che la signora che stava parlando adesso spiegava la differenza tra chi ha acquistato la casa con gli incentivi, la differenza di 18 mesi, 12 mesi. Se cortesemente mi può ripetere quello che aveva detto in sostanza. Si riferisce al cambio di residenza richiesto, è corretto? Esatto, sì. Perché le dico, mia figlia ha fatto con sta agevolazione, ha richiesto la residenza, però da quello che ho intuito, scusi se ripeto, da quello che ho intuito la deve fare entro 12 mesi. Sara, risponda pure. Signora, sostanzialmente ci sono delle differenze tra le agevolazioni prima casa che riguardano le imposte di registro ipotecarie e catastali piuttosto che l'IVA, se l'atto è soggetto a IVA perché si compra dalla ditta costruttrice, ok? E in questo caso il cittadino che ha comprato con le agevolazioni prima casa ha 18 mesi per spostare la residenza perché queste agevolazioni non decadano. Allora, se io ho comprato da privato, queste agevolazioni, è chiaro che io le chiedo al notaio, il notaio attesta questa condizione, cioè che io mi impegno a spostare la residenza entro 18 mesi, che non sono proprietario di altri immobili e via discorrendo, cioè quindi fa la lista di quelli che sono le caratteristiche per godere dei benefici prima casa. E che cosa corrispondono questi benefici? Vuol dire che nel momento in cui il notaio mi registra l'atto, ok, se ho comprato da privato avrò una riduzione per quello che riguarda le imposte di registro, le imposte ipotecarie e catastali che sono obbligatorie quando io registro un atto, ok, un atto notarile. Se invece ho comprato dalla ditta e quindi l'atto è soggetto a IVA, avrò diritto all'IVA agevolata al 4%, ok?
e questi sono i benefici prima casa. Quindi per avere queste agevolazioni io nel momento in cui viene fatto l'atto notarile dichiaro che o sono già nelle condizioni di godere di questi benefici o comunque entro 18 mesi io mi impegno a diciamo, spostare la residenza in questo immobile o comunque nel comune dove è posizionato questo immobile, perché anche qua ci sono delle differenze tra i benefici prima casa e quello che invece richiede la normativa fiscale per godere della detrazione del mutuo per l'acquisto. Se invece io voglio godere della detrazione del mutuo per l'acquisto, ok, salvo delle eccezioni che poi bisogna vedere con la casistica precisa del contribuente, ma in linea generale io ho 18 mesi dal momento in cui ho comprato l'immobile per spostare la residenza e per far sì di non perdere questa agevolazione nella mia dichiarazione dei redditi. Chiaro, signora? Abbiamo risposto? La ringrazio, vi saluto. Grazie a lei. Tante. Grazie per averci chiamato. Buongiorno. Buongiorno, 0422 16 28 332 16 28 332, vi ricordo, per intervenire in trasmissione. Sara, ci siamo bloccati sul bonus mobili o comunque i bonus edilizi in generale. Sì, allora stavamo appunto parlando, come diceva, del travaglio del super bonus, però tralasciando un attimo questo, diciamo, questo argomento che forse è il più corposo degli ultimi anni, ci sono stati anche dei piccoli ritocchi sui bonus che siamo abituati magari ad usufruire in maniera più evidente. Uno di questi è il bonus mobili, che sostanzialmente è un'agevolazione per quelle spese che io sostengo in relazione a un intervento di ristrutturazione, edilizia, manutenzione straordinaria o risanamento conservativo. Quindi io a casa mia ho aperto magari un titolo abilitativo, non so, per ristrutturare casa e quindi in concomitanza di queste spese vado a comprare anche immobili per arredare diciamo, l'unità abitativa che è oggetto di questo intervento. Allora, non è necessario che io sostenga le spese dei mobili nello stesso anno in cui io ho sostenuto magari le spese di ristrutturazione. La normativa mi vincola a un arco temporale, cioè mi dice se tu vuoi detrarti queste spese, l'intervento di ristrutturazione che tu sei andato ad eseguire in questo immobile deve essere stato avviato almeno dal 1° gennaio dell'anno precedente. Quindi facciamo un esempio che è chiaro a tutti. Mettiamo che io il 1° gennaio 2023 ho avviato un lavoro di ristrutturazione a casa mia, io posso comprare immobili nel 2023 o nel 2024 e queste spese saranno detraibili. Chiaramente devo rispettare il fatto che devono essere sostenute a data successiva a quella di inizio lavori, ok? Che chi sostiene le spese dei mobili deve essere anche chi ha sostenuto almeno una delle spese di ristrutturazione, perché magari le spese di ristrutturazione sono state sostenute tra più soggetti che ne avevano diritto, e devo possibilmente, ecco, sarebbe meglio, questo lo dico, farsi fare una fattura con indicati i dati della persona che si vuole detrarre immobili e con indicati quali sono i mobili o i grandi elettrodomestici che sono stati acquistati. E poi, importantissimo, devo pagare con il bonifico o con la carta di credito piuttosto che il bancomat, perché ad esempio pagare in contanti piuttosto che l'assegno fa sì che questa spesa sostanzialmente non si possa detrarre. Okay? La novità che è stata introdotta nel 2003 è molto semplice. Sostanzialmente nel 2022 c'era la possibilità di detrarsi la spesa fino a un massimo di 10.000 euro. Questo limite è stato ridotto a 8.000 euro nel 2023 e purtroppo nel 2024 è stato ridotto ulteriormente
a 5.000 euro. Ci picchia, dimezzato praticamente nel giro di 2 anni. Un po' dimezzato, abbiamo avuto un picco nel 2021, Sì. dopo tanti anni a 10.000 c'è stato il picco di limite di spesa a 16.000, e dopodiché c'è stata una progressiva riduzione di quello che è il limite, e quest'anno è 5.000 euro. L'unica cosa che mi preme dire ai cittadini è che non è necessario sostanzialmente fare un intervento importante dentro l'immobile per aver diritto a questo bonus, perché ad esempio l'Agenzia delle Entrate ha già chiarito che ci sono alcuni interventi molto semplici che per loro natura rientrano nella manutenzione straordinaria, e che sono ad esempio la sostituzione della caldaia, che mi piace pensare che più o meno qualunque persona che ha un immobile prima o poi si trova ad affrontare, piuttosto che l'installazione di una stufa o di una pompa di calore, che banalmente è il nostro climatizzatore, che noi siamo abituati a pensare che ci serve solo in estate, però i climatizzatori di oggi sono molto evoluti, quindi fanno sia caldo che freddo, e pertanto solo il cambio della pompa di calore, quindi del climatizzatore a casa, può darci la possibilità magari di comprare un mobile piuttosto che la lavatrice, piuttosto che, non so, il forno o il frigo, che magari non funzionano più bene. Ecco, l'unica cosa è che se si comprano grandi elettrodomestici, la normativa prevede dei vincoli sulla classe energetica, quindi il forno deve essere almeno di classe energetica A, lavatrice, lavasciuga classe energetica E, frighi e congelatori classe energetica F. Quindi attenzione, insomma, se dovete fare un acquisto, attenzione, mi perdoni Sara se l'ho interrotta, ma c'ho un'altra telefonata, dopo devo andare in pubblicità. Poi tra l'altro io davvero consiglio, utilizzate anche questi servizi come dire, guida utile per sapervi orientare, no? Visto che ci sono tutte queste possibilità, anche soltanto per chiedere, perché poi magari uno pensa a fare l'acquisto, pensa di avere la detrazione, non fa l'acquisto corretto e sono soldi persi. Quindi attenzione davvero. Ci sono persone competenti che sanno queste cose, è una competenza che a loro spetta, e quindi insomma immagino che sia anche importante poterne usufruire. Prendo la telefonata, poi dobbiamo andare in pubblicità. Pronto? Pronto? Buongiorno, Prego. mi chiamo Giorgio. Sì, prego, vorrei fare una domanda su una cosa che mi sta veramente... Io ho quasi 60 anni e ho una mamma che ne ha 90, vive attualmente da un'altra parte. Prima potevo fare l'ISEE per poter avere dei benefici, bonus per la corrente, perché io abito da solo. Adesso mi hanno detto che con la nuova legge non posso più fare l'ISEE, ma devo mettermi nello stato famiglia di mia madre, che ha 90 anni. E questo non riesco a capire come è possibile. Quando io chiedo a quelli del CAF, anche loro rimangono un po' basiti. Hanno detto questa è la nuova legge. Ma io abito da solo e fatto famiglia, cioè sono da solo da quasi 30 anni. Facciamo rispondere a Giuliana. Dell'ISEE avremo parlato tra pochissimo. Giuliana, anticipiamo, dopo devo dare assolutamente la pubblicità e lo riprendiamo il tema dell'ISEE, ma intanto le rispondiamo subito. Prego Giuliana. Allora, purtroppo da gennaio è stato sono state modificate alcune cose sull'ISEE, questa diciamo che è la più pesante. Io non so se adesso lei ha un reddito superiore ai 2.841, perché se lei non ha un reddito superiore ai 2.841, lei purtroppo è considerato fiscalmente a carico di sua mamma e da gennaio dovrebbe essere attratto nel nucleo familiare FINISEE di sua mamma e fare l'ISEE con sua mamma. Io non so se lei rientra in questo caso, mentre fino al 31 dicembre del 2023 c'era il limite dei 26 anni. Quindi se un figlio fiscalmente a carico con più di 26 anni, fuori dal nucleo, senza figli e non coniugato, faceva l'ISEE da solo pur senza avendo nessun reddito, dal 1° gennaio questa cosa, che era nata insieme al reddito di cittadinanza, perché fino al 2019 era come è tornato ad essere adesso, avendo abrogato il reddito di cittadinanza hanno abrogato anche il limite dei 26 anni. Quindi purtroppo questa novità va a toccare tante persone che prima avevano un attimo di autonomia facendo l'ISEE
da soli e potendo usufruire di alcuni bonus, perché ci sta che una persona abbia un periodo di difficoltà o per una serie di problemi personali non sia nelle condizioni di lavorare, però se uno vive da solo è giusto che... Mi scusi, solo una cosa che è solo che non riesco a capire, ma io sono operatore sociosanitario, io lavoravo fino al 2017, ho sempre abitato per i fatti miei. Poi ho smesso di lavorare e dopo un anno c'è stato il famoso reddito e io ho preso questo. In automatico non potevo lavorare, giustamente io dovevo accontentarmi di questo reddito. Quando ho smesso il reddito, adesso io cercavo di guardarmi, cioè sono operatore, provare a lavorare, fare queste cose qua, ma nel frattempo per poter usufruire dei servizi tipo quelli per poter accedere ai corsi e fare queste cose, ora non me lo si lascia più fare perché devo mettermi nello stato famiglia di mia madre. La mia madre ha 90 anni e non abita con me. Io abito da solo da quasi 30 anni. Però non v'è via d'uscita, pare, no? Vedo Giuliana... No, purtroppo ci sono anche... Il suo Oggi purtroppo no. Ma ci sono anche diversi casi, perché uno pensa sempre ai ragazzi giovani. Noi stiamo avendo ad esempio delle coppie di conviventi, perché per poter far nucleo a sé o si ha un reddito superiore ai 2.841, oppure si è sposati oppure si ha figli. E abbiamo delle coppie conviventi che magari uno lavora e l'altro no, e quello che non lavora di solito è la donna, dovrebbe fare l'ISEE con la famiglia d'origine. E sembrerebbe... Allora, so che le proteste sono arrivate a Roma. No, mi scusi, dottoressa. Però al momento questa è la norma, cioè quello che le hanno detto è corretto. Se lei nel 2022 non aveva reddito, dovrebbe fare l'ISEE con sua mamma di 90 anni. Purtroppo sì. Esatto, ma mi scusi, se io adesso ricomincio a lavorare, in automatico non faccio niente quest'anno e l'anno prossimo, che sicuramente starò già rilavorando, fra 2 anni. Allora posso fare, cioè allora sono autonomo un'altra volta? Fra 2 anni, perché si guarda il reddito di 2 anni prima. Quindi lei nel 2025 potrà fare l'ISEE da solo, perché il carico fiscale si guarda all'anno di riferimento dei redditi, quindi 2 anni fa, il 2022. D'accordo, dunque io devo andare, cioè devo Sì, mi perdoni, devo andare in pubblicità, lei mi deve scusare, ma ho il tassativo di pubblicità. Le ricordo comunque tutti i riferimenti che trova sul sito se volesse rivolgersi agli sportelli, però ad oggi è così. Grazie per averci chiamato. È stata molto gentile. Grazie a lei, anche perché il suo caso sicuramente equivale a quello di tanti altri. Pubblicità, poi torneremo a parlare di ISEE con tutte le novità. Eccoci, edizione straordinaria di Antenna 3, il nostro cassetto fiscale e la campagna fiscale che di fatto a metà aprile parte. Ci eravamo fermati con una telefonata del nostro telespettatore sul tema dell'ISEE, no? È tempo di aggiornare l'ISEE oppure presentare proprio ex novo una domanda dell'ISEE. Ci sono delle novità? A che cosa dobbiamo stare attenti? Beh, la novità più grossa l'ha sollevata il nostro signore prima, mi sembra si chiamasse Giorgio, che ha chiamato. Effettivamente è una delle questioni che sta creando più problemi ai cittadini che devono presentare l'ISEE. Diciamo che hanno parlato tantissimo di una presunta novità e non si sa quando prenderà piede, che è quella dell'esclusione del calcolo dell'ISEE dei 50.000 euro dei titoli di Stato. Di questo si è parlato tantissimo. Del fatto che sia stato tolto il limite dei 26 anni per i soggetti fiscalmente a carico non se ne è parlato. Allora, un'altra novità grossa che è entrata in vigore diciamo a fine 2023, però il grosso si sta vedendo in questi giorni, è l'assegno di inclusione. Questa nuova misura... Arriviamo con la telefonata tra pochissimo, faccio chiudere il concetto alla nostra Giuliana. Sì. Arriviamo. Questa nuova misura va a sostituire il reddito di cittadinanza, anche se limita molto la platea. Mentre prima era sufficiente avere un ISEE inferiore ai 9.360, il limite ISEE rimane sempre quello dei 9.360, solo che lo possono fare solo quei nuclei dove all'interno hanno un soggetto con più di 60 anni, figli minori, soggetti con disabilità
oppure ci sono dei soggetti con svantaggio sociale presi in carico dai servizi sociali. Stiamo avendo diverse persone che stanno provando a farlo, pur essendo, diciamo, la platea limitata, ci sono purtroppo tante persone che rientrano in questi requisiti. Sì. Prendiamo la telefonata, pronto? Buonasera, volevo chiedere questa informazione. Mia figlia ha la residenza in un'altra città per lavoro, cioè non è che ha la residenza, si è spostata per lavorativamente parlando e ha un contratto d'affitto in un'altra città, però la residenza l'ha mantenuta dove abitava con la famiglia. Volevo sapere questo, l'ISEE in questo caso lo può presentare da solo o deve presentarlo con la famiglia, con il nucleo familiare? Non so se mi sono spiegata. Sì, le risponde Giuliana. Sì. No, lei deve presentarlo dove ha la residenza. Non è il domicilio che determina l'ISEE, ma la residenza. Se sua figlia è rimasta a risiedere con voi, deve farlo con voi. Poi bisogna vedere anche se avesse spostato la residenza, quello che dicevamo prima, se ha un reddito sufficiente per non essere considerata fiscalmente a carico. Però bisogna guardare la residenza ad oggi. Io ieri abitavo a Treviso, oggi abito a Conegliano, oggi farò l'ISEE con al momento della presentazione della domanda. Sì. Cioè ci deve essere il cambio di residenza però. Sì, lei, la sua figlia, se vuole fare l'ISEE potrebbe spostare la residenza anche domani. Quando le confermano il cambio di residenza può presentare l'ISEE in autonomia. Perfetto, la ringrazio, gentilissima. Niente. Grazie, arrivederci, buonasera. Grazie per averci chiamato. Giuliana, abbiamo detto tutto, facciamo un ultimo passaggio con Sara, direi. Sì, se volete, sì. Sara, eccoci qua, siamo di nuovo da lei. Sara Franchetto, parlavamo prima delle agevolazioni diciamo dettate dai bonus edilizi, poi c'è ancora il bonus eliminazione barriere architettoniche, anche qui, anche perché insomma magari sono tanti gli anziani che possono aver voluto fare degli interventi proprio per agevolare la vivibilità delle loro abitazioni. Sì, allora questo è un bonus, l'abbattimento delle barriere architettoniche che in realtà esisteva già all'interno della normativa, però veniva ricompreso nei lavori di ristrutturazione edilizia, quindi sostanzialmente fino al 2022 scontava l'aliquota del 50% e il recupero in 10 anni. Esiste ancora. Però è chiaro che dal 2022 in poi, quando è entrata in vigore l'aliquota al 75% in 5 rate, questa detrazione è stata utilizzata maggiormente rispetto ovviamente alla detrazione che era stata pensata inizialmente. I limiti di spesa sono anche diversi perché nel caso della detrazione al 50 il limite di spesa è 96, mentre nel caso dell'aliquota al 75% il limite di spesa dipende dall'immobile su cui vengono fatti i lavori, quindi se io ho l'unifamiliare sono 50.000, se io invece ho il condominio il limite dipende dalle unità abitative di cui è composto il condominio, quindi fino a 8 è 40.000, sopra gli 8 è 30.000. Diciamo che all'inizio la normativa è stata abbastanza larga, quindi quasi tutti i lavori che andavano in qualche maniera incontro a quella che è la normativa che detta quali sono le regole per l'eliminazione delle barriere architettoniche, che è il decreto ministeriale 236 dell'89, erano agevolabili. Quindi, per fare un esempio molto semplice, senza andare a pensare a chissà cosa, andavo a rifare i serramenti esterni, che poi tra l'altro è anche la spesa che è stata più gettonata, perché li automatizzavo, perché magari le maniglie le abbassavo per rendere ovviamente più facile l'apertura anche per persone che avevano difficoltà motorie. Ovviamente la ditta mi vendeva i serramenti, mi scriveva in fattura che erano rispettati i requisiti di quel decreto ministeriale, pagavo con bonifico dedicato e potevo detrarmi la spesa al 75% in 5 anni, e questa diciamo che è la realtà che abbiamo visto nel 2022 e che molto probabilmente
vedremo per la maggior parte anche nel 2023. Cosa è successo a fine anno? A fine anno, diciamo, il legislatore ha pensato che forse c'erano stati troppi abusi in tal senso su questa detrazione e ha messo tutta una serie di paletti anche piuttosto restrittivi e quindi con un colpo di spugna, diciamo, è andato a dire adesso se volete aver diritto alla detrazione del 75%, i lavori agevolabili sono solo quelli che riguardano l'installazione di ascensori, di rampe, piattaforme sollevatrici, piuttosto che rifacimento delle scale, quindi una determinata tipologia di spesa. E inoltre ha richiesto che ci sia una certificazione redatta da un tecnico abilitato che certifica il rispetto dei requisiti previsti dalla legge. Quindi non è più sufficiente che sia scritto in fattura, ma per forza di cose, per avere diritto alla detrazione, bisogna che sia tutto a norma sostanzialmente. Che sia attestato da un tecnico. E ovviamente, siccome c'erano anche delle persone che si erano già sentite o erano vincolate con le ditte per questa tipologia di lavori, il legislatore ha introdotto una piccola deroga, quindi sostanzialmente è andato a dire se tu cittadino, diciamo che questa nuova legislazione entra in vigore dal 30 di dicembre, quindi giusto un regalo di fine anno, ok? Il legislatore è andato a dire se al 29 di dicembre tu avevi già un titolo abilitativo per fare questo tipo di lavori, oppure avevi già iniziato i lavori, oppure non li avevi iniziati, ma eri in parola con la ditta e avevi già versato un acconto per questi lavori, a te che in qualche maniera ti eri già impegnato prevedendo una detrazione di un certo tipo, io legislatore ti accordo la possibilità quindi di godere della detrazione con i vecchi parametri. E quindi insomma già questo è importante da sapere. Sara, la devo bloccare, torno un attimo sul sito perché negli ultimi 2 minuti a disposizione volevo ricordare, abbiamo parlato di ISEE, perché l'ISEE è utile anche per poter ottenere l'assegno unico e quindi per fare domande di assegno unico, domanda che si fa sempre presso i vostri sportelli. E poi tra le prestazioni che eroga il CAF c'è anche quella dedicata alle partite IVA, che tra l'altro a partire dal prossimo anno quelle che sono in regime forfettario avranno l'obbligo di fare fatturazione elettronica, quindi insomma il cartaceo non lo vuole più nessuno. Monica, lei la chiusura con le partite IVA. Sì, appunto, accanto a quelle che sono le dichiarazioni dei redditi, oltre alle persone fisiche, pensionati, lavoratori, ci occupiamo di assistere anche tutta quella platea che diventa sempre più importante di soggetti che hanno intenzione di aprire o l'hanno già aperta la partita IVA. Quindi questa novità in realtà è una novità che ci ha visti particolarmente impegnati in questi primi mesi dell'anno, perché nel 2023 l'amministrazione è andata un po' a step con questo, diciamo, imposizione della fatturazione elettronica, però con gennaio 24 le colleghe che appunto si occupano di assistere tutta la platea di chi si rivolge a noi hanno cercato di dare spiegazione, supporto non solo in termini proprio tecnici e quindi dando anche a volte strumento proprio per la gestione pratica con dei programmi software appunto dedicati per gestire la fatturazione, ma anche per inquadrare a seconda della casistica della persona quello che è, diciamo, il sistema più opportuno di fatturazione e quindi il regime che magari si confà meglio rispetto al fatturato o alla condizione dell'attività lavorativa del soggetto. Quindi anche adesso è possibile chiaramente rivolgersi alle colleghe che si occupano, insomma, di questa platea di soggetti, appunto anche solo per avere a titolo informativo tutto il supporto di cui possono, insomma, qual è la strada migliore da percorrere. Monica, assolutamente. Allora, grazie, ricordiamo un attimo i vostri riferimenti perché i canali e le piattaforme sono tanti, quindi siete sui social. Siamo sui social, chiaramente, è possibile anche tramite WhatsApp facendo appunto il 4091, il numeretto, andare in prenotazione automatica e quindi anche senza necessità di una persona esattamente, quindi lo si può fare comodamente anche durante il weekend o in altre fasce orarie, oppure il 4091 0422 tasto 2, oppure anche semplicemente mandare
mandando una mail che la trovate nel sito, ci scrivete e noi vi rispondiamo sicuramente prenotando insomma o dandovi le risposte di cui necessitate. Grazie per essere stati con noi, le domande sono tante, insomma almeno le risposte sappiamo dove trovarle. Grazie a Monica Gioma, amministratrice delegata CAF Veneto SRL, Giuliana Maffei con noi, responsabile fiscale provinciale di Treviso, e grazie in collegamento a Sara Franchetto, sempre responsabile fiscale provinciale a Treviso. Grazie. Grazie a voi per essere state in nostra compagnia, a voi per averci seguito. A seguire torna il Grande Cinema di Antenna 3, la pellicola che vi proponiamo si intitola Sing Street, quindi buona visione a tutti voi. Grazie, arrivederci.